Da spo all'ordinà di fare entrare la calveve mettude tutte la sua robe da rint, di proferì la sua magnative e di dai di cerce il suo vin. Ma Giudite dise, mi guarderai ben di mangiant, che non mi capiti di diventare soce, ma mi sarà service coi portà da urmi. I replicao l'oferne, e se tu resti scence, c'è mut fasarino a proviodi di robe dal genar pardate? Chi non de nessun de togliernassie. I rispinde Giudite, non sta là perché il paron, la tossierve non varrà finire la sua scorte che il Signor al varrà biel portata a buon fin i suoi plans mediante me. Allora i graduati del campamento di Oloferne le menari in te sottende, la che dormì fin tremai a mezzognot. Quanche si sdonghia la viglie de buinore e gli va. I veve mandata dia a Oloferne, il mio paron callassi salta fur la sossierve par prea. Di mut che Oloferne aveva ordinato agli sosuaitis di non fermale. Era stata al campamento par 3 dis, di gnot e jessive de bande de valade sol di Betulie e si lavava te risultive la che era postata la uaite. Tornando su e preava il Signor Dio di Israele di indrecciare il suo progetto, di tornare a portare in alti i fis dal suo popolo. Une volte smondeade e tornava in Daur e restava te tende fin tremai che sore sere i portava in il suo mangià. E vecchia la quarta giornata Oloferne all'offrì un gran gustà e all'invità dome i suoi graduas, no che dai servicis. I dise a Bagoe, il chiastrazzo restante di tutte la sue robe. Va a convincere queste figlie dai ebreos che egli di te a venire a mangiare e a bevi insieme con noi. Al saresse un disonor per noi se le lassasse in là senza neanche aver potuto gioldi de sue compagnie. Se non rivin a convincere e varesse proprio ragione di ridinus. Allora Bagoe agli essidi lì di Oloferne e agli entrali di Giudite. Al disè. Qui siamo se un ebielecce così freschi e podis vigni senza intardarsi denando al mio paron e varrà un pues di onor denando di lui e potrà bevi con no un vin calin d'allegre e diventerà in giornate come une des fis dai Assirians che vivi in tal palazzo di Nabucodonosor. I risponde a Giudite, qui so io per la quinta dal mio paron? Duce che plasarà lo fasarai con presse e un varai une contentezze che non mi abbandonerà fin tremai te di de memoart. E gli va su, si muda con la robe più fine e con tutti gli ornamenti che gli femmini s'attegnin. La sossierve e le indenant e slargia partiere in faccia di Oloferne gli spiels di piore che Bagoe e aveva offrito a Giudite per ogni dì per che potesse distirarsi e mangiare. Giudite e entrai si comodà. Il cur di Oloferne restò come inchiantato e il suo spirito al fodut sozzore. Aveva une gole tremende di lacugne, perché che di quanche le aveva l'umade aspettava dome il momentius per farle innamorare di lui. I dise Oloferne, supo bef, divit con noi la nostra allegria. I risponde Giudite, o bef con tutto il cur, paron, perché che da loro che so in che smont non hai mai sentito di giol di la vita come ue. E Chiolecce che aveva prontato la sossierve, poi mangià e beve presince di lui. Oloferne gli era quedie e così al beve tanti che il vin che in nessuna giornata de sua vita non aveva bevuto tanto.